Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova iniziativa dell'Associazione MMT Veneto dedicata al commento sulle tematiche di più stretta attualità. E in questa prima occasione ci occuperemo di analizzare il referendum sulla riforma della Costituzione del governo Renzi che si terrà il prossimo 4 dicembre, visto che è anche una delle impellenze, delle occasioni più importanti in cui è bene che tutti noi votiamo in maniera consapevole per scegliere quello che alla fine è il bene del nostro paese, dell'Italia. Quindi partiamo subito con l'analizzare quindi quelli che sono i punti fondamentali di questa riforma per capire insieme il perché è importante votare un deciso no a questa, noi la chiamiamo così, una vera e propria deforma della Costituzione che è stata approvata dal governo attualmente in carica. Quindi partiamo innanzitutto ad analizzare l'articolo 55 e le modifiche all'articolo 55 di questa riforma della Costituzione del governo Renzi. E questo è l'articolo 1 della modifica della Costituzione, quindi in questo punto si introduce il ruolo del nuovo Senato, così come verrà creato nel caso questo referendum dovesse passare. Un Senato che non sarà più eletto direttamente dai cittadini perché sarà composto da consiglieri regionali, da sindaci e da 5 senatori nominati direttamente dal Presidente della Repubblica, che nonostante questo comunque avrà ancora un ruolo fondamentale nella votazione insieme alla Camera dei Deputati e di leggi che alla fine sono fondamentali, sono vitali per la sopravvivenza e la vita democratica, sociale ed economica della nostra nazione. Sono fondamentali in quanto il nuovo Senato avrà tra le sue facoltà quelle di votare per la formazione e l'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione Europea, che è quella che oggigiorno di fatto detta le linee a tutti gli stati ex sovrani che appartengono a questa sciagurata Unione. E, tra le altre cose è previsto che il Senato abbia un vero e proprio ruolo di raccordo tra l'altro tra quelle che sono le istituzioni territoriali dell'Italia e l'Unione Europea, quindi con questa modifica di fatto si renderà ancora più forte il ruolo dell'Unione Europea nel dettare le regole all'Italia. Nuovo Senato che, come abbiamo detto, non sarà più eletto direttamente dai cittadini, bensì dai consigli regionali, concetto che poi ulteriormente ribadito nelle modifiche all'articolo 57 della Costituzione. Nelle modifiche dell'articolo 57 tra l'altro figura un'altra cosa che è assolutamente negativa, in quanto è bello anche notare proprio l'ipocrisia che c'è da parte dei nostri politici più che altro dei sostenitori del sì nel presentare questa riforma come qualcosa di positivo, perché si dice che così non ci sarà più bicameralismo perfetto e abbiamo appena visto che non è così, perché il Senato avrà comunque un ruolo importante nell'approvare, nell'attuare le normative dell'Unione Europea, ma altresì questo non sarà nemmeno vero alla fine e questo concetto è ben visibile in questo punto dell'articolo 57 così come viene modificato da questa deforma, in quanto si specifica che la durata del mandato dei senatori coinciderà non con quella della Camera dei Deputati, ma con quella degli organi delle istituzioni territoriali che eleggeranno i nuovi senatori, quindi coinciderà con la durata dei consigli regionali, che chiaramente non ha la stessa scadenza del mandato dei deputati. E questo alla fine farà sì che la situazione diventi ancora più ingovernabile rispetto a come è ora, perché adesso abbiamo comunque un Senato che viene eletto contemporaneamente alla Camera dei Deputati, quindi paradossalmente potremmo trovarci ad avere una Camera dei Deputati con colore politico, un Senato con colore politico completamente diverso e che alla fine ostacolerà la governabilità del nostro Paese, senz'altro non la migliorerà. E questa è una cosa voluta perché
proprio fa parte delle prassi di chi continua a svendere le nostre sovranità all'Unione Europea, cercare di creare alla fine problemi, cercare di creare conflitti istituzionali interni per favorire l'ascesa al potere di quei governi tecnici, come è successo nel 2011, che alla fine sono coloro che eseguono in maniera più diretta, in maniera più efficace, i vincoli che ci derivano dall'ordinamento dell'Unione Europea. Questa è una cosa voluta e sulla quale bisogna stare molto attenti, perché non a caso queste cose vengono fatte per svendere ulteriormente le nostre sovranità a quelle istituzioni comunitarie che sono, come abbiamo più volte ribadito nei nostri articoli, la prima causa della grave situazione economica e sociale nella quale oggi ci troviamo. Passiamo ad analizzare un altro articolo importante di questa riforma, che è l'articolo 10, che modifica l'articolo 70 della Costituzione, e anche qui vediamo che c'è una forte ipocrisia da parte degli esponenti politici dell'attuale governo, in quanto da una parte si presenta questa riforma come qualcosa che semplificherà la nostra Costituzione. L'articolo 70 viene modificato da un articolo che era composto da una singola riga, dove si esplicitava il ruolo della Camera dei Deputati e del Senato nell'approvare le leggi, che era un ruolo paritario, il cosiddetto bicameralismo perfetto. Bene, questo articolo viene modificato in qualcosa di leggibile, con continui rimandi ad altri articoli, commi, periodi, per specificare quali sono le leggi per approvare le quali rimarrà la doppia competenza sia della Camera dei Deputati sia del Senato. Facciamo un esempio. La funzione legislativa si esplicita in questo nuovo articolo modificato, sarà esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di cui l'articolo 65 primo comma, per le leggi di cui gli articoli 57 sesto comma, 80 secondo periodo, 114 terzo comma, 116 terzo comma, 117 quinto e nono comma, 119 sesto comma, 120 secondo comma, 122 primo comma e 132 secondo comma. Qualcosa quindi di completamente illeggibile, quando la Costituzione, che dovrebbe essere il documento base sul quale si fonda il funzionamento del nostro Stato, dovrebbe essere invece qualcosa di semplice, leggibile e comprensibile anche da persone non molto qualificate. E questa è un'altra delle prassi che viene seguita all'interno dell'Unione Europea, delle politiche dell'Unione Europea. Pensiamo al Trattato di Lisbona, che anche quello fu scritto in maniera incomprensibile proprio affinché non fosse compreso dalle persone, quindi non potesse essere sottoposto ad un referendum, come disse il primo promotore di questo trattato, che fu Giuliano Amato. E tra l'altro in questo articolo 70 si specifica ancora una volta il ruolo del Senato in leggi importanti, quindi non è assolutamente vero che sparirà il bicameralismo perfetto, perché il Senato potrà votare alle Camere leggi vitali per il funzionamento della nostra Repubblica, tra le quali facciamo alcuni esempi. Si parla ancora della formazione e l'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea, il che di fatto include tutte le leggi che sono fondamentali per quanto riguarda la vita democratica del nostro Paese, perché attualmente con la nostra Costituzione, così come è già stata modificata, l'Italia deve sottostare al diritto europeo, che è superiore a quello del nostro Paese. E un'altra competenza doppia tra Camera dei Deputati e Senato riguarderà l'approvazione delle riforme costituzionali, quindi un altro tema importantissimo, vitale, così come anche le leggi elettorali, le competenze dei comuni e delle città metropolitane e l'attribuzione di ulteriori autonomie alle regioni, che anche questo è una prerogativa fondamentale, molto importante per la vita democratica delle singole comunità di cui è costituito il nostro Paese.
Tra l'altro da sottolineare una cosa molto importante, che questa riforma è abbinata all'attuale legge elettorale che abbiamo, il cosiddetto Italicum, votato, tra l'altro approvato da questo governo, farà sì che la Camera dei Deputati comunque possa essere paradossalmente composta anche da un partito che non è affatto rappresentativo della maggioranza degli elettori, ma potrebbe essere rappresentativo anche di una minoranza. Perché questa legge elettorale prevede che la maggioranza assoluta di seggi il 54%, quindi 340 seggi su un totale di 630, possa essere attribuita alla lista che ottenga un consenso anche ben inferiore al 40% previsto al primo turno, in quanto poi c'è il ballottaggio dove lì può vincere la maggioranza di seggi anche un partito che alla fine rappresenti veramente, potrebbe essere anche il 10-15% degli elettori. Veniamo adesso alla riforma dell'articolo 71 della Costituzione, dove si specifica che, sempre per rimanere in tema della piena democrazia, democrazia che dovrebbe essere una cosa tutelata da un partito che ha fatto della democrazia il suo stesso nome, il Partito Democratico, ma anche con la riforma dell'articolo 71 vediamo bene che questo non è, in quanto viene innalzata la soglia per le proposte di legge di iniziativa popolare dalle 50.000 attuali a 150.000 elettori, stabilendo inoltre che con appositi regolamenti parlamentari che potranno essere approvati successivamente, potranno essere stabiliti anche tempi, forme e limiti per la discussione e la deliberazione conclusiva su queste proposte popolari, quindi che potrà anche avvenire anche mai, perché si specifica che comunque il Parlamento potrà fare alla fine quello che vuole. Ecco, viene introdotto in verità in questo nuovo articolo 71 un contentino, in quanto si specifica che ci sarà la possibilità di realizzare anche referendum consultivi, non più solo abrogativi, però si specifica bene con legge approvata da entrambe le Camere, quindi anche qua, se facciamo il parallelo con quanto è successo già con l'approvazione, già con la Costituzione originaria del 1948, lì si dovette attendere ben 20 anni prima di avere la prima legge che rendesse operativi i referendum abrogativi, perché questa cosa fu approvata con la legge 352 del 1970, quindi ben 22 anni dopo. Peccato inoltre che poi rimanga inalterata la disposizione dell'articolo 75 sul referendum, in base al quale non sarà ancora possibile realizzare referendum abrogativi per leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, che interpretato in maniera restrittiva significa che non ci sarà ancora la possibilità di chiedere ai cittadini se sono o meno d'accordo nel cedere, nel far sì che le istituzioni sovranazionali comandino l'Italia, quindi non sarà di fatto possibile una Brexit, o per meglio dire una Italexit, per quanto riguarda il nostro paese dell'Unione Europea, non si potrà votare su altre leggi importanti, quali le leggi di bilancio, che sono fondamentali per la vita economica del paese. Vediamo adesso le modifiche dell'articolo 75 della Costituzione, dove tra le cose che ho detto prima si parla anche di un altro contentino alla fine fatto per ingannare le persone, che consiste praticamente nelle modalità in cui avverranno i referendum abrogativi. Quindi si specifica che se un referendum viene indetto con almeno 800.000 firme, non sarà più necessario il quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto per l'approvazione della proposta, ma basta, tra virgolette, che si esprima la maggioranza di coloro che hanno partecipato alle ultime elezioni della Camera dei Deputati, se è raggiunta la maggioranza di voti validamente espressi. Peccato che l'affluenza, peccato tra virgolette, che l'affluenza alle elezioni politiche in Italia sia storicamente sempre stata molto alta, il dato più basso l'abbiamo avuto nel 2013 con il 75%,
e quindi di fatto ci sarà comunque bisogno di un quorum del 40% più uno degli aventi diritto affinché la proposta referendaria venga approvata. Da notare che purtroppo il nostro paese dal punto di vista democratico non è mai stato eccellente e purtroppo molti referendum, anche se abrogativi e comunque approvati dalla popolazione, di fatto non hanno sortito gli effetti desiderati. Pensiamo al referendum sull'acqua del 2011 piuttosto che ai referendum abrogativi del 1993, come quello sul finanziamento pubblico ai partiti, che di fatto non sortì alcun effetto a quel momento, o quello sulla soppressione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, che semplicemente fu rinominato il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Pensate. E un altro punto degno di nota riguarda le modifiche agli articoli 77 e 78 della Costituzione, laddove si specifica che la Camera dei Deputati, che lo ricordiamo in base alle leggi elettorali tali, potrà rappresentare anche un'esigua minoranza degli elettori, avrà facoltà la Camera dei Deputati di convertire in legge, senza più la mediazione del Senato, i provvedimenti provvisori del governo che comunque hanno forza di legge in ragione di casi straordinari di necessità o urgenza, e potrà addirittura deliberare senza alcuna mediazione lo stato di guerra. Non comunque che il ruolo del Senato risolva il problema democratico, perché come abbiamo già detto il Senato sarà composto da persone nominate, non elette direttamente dai cittadini. Veniamo alle modifiche dell'articolo 94 della Costituzione, in base alle quali ora sarà sufficiente che il governo ottenga la sola fiducia delle Camere dei Deputati. Comunque ripetiamo che il ruolo del Senato non risolve il problema, in quanto anche il Senato non sarà più democratico come era prima. Vediamo, questo punto è molto importante, le modifiche del titolo terzo della parte seconda, quindi gli articoli 28 e 29 della riforma Renzi, in base ai quali si stabilisce l'abolizione del CNEL e l'abolizione delle province. Ricordiamo che il CNEL è un organo ausiliario del governo con lo scopo di fornire consulenza su tematiche che riguardano l'economia, il lavoro e anche con il potere di proposte di leggi, di iniziativa legislativa, quindi tutt'altro che un ente inutile che sarebbe da abolire. Se solo ci fosse la volontà politica di farlo bene funzionare, potrebbe essere un ente utile, perché comunque fornisce, può essere composto da persone competenti che forniscono idee valide sull'attuazione delle politiche economiche, del lavoro del governo. Pensiamo all'utilità che potrebbe avere questo ente se dentro ci fossero persone veramente competenti, quindi economisti o post-keynesiani, o meglio ancora dell'MMT, dei quali i nostri politici alla fine avrebbero solo da imparare, forse addirittura da farsi dettare le leggi in campo economico. Tuttavia anche chi ha torto crede nell'opportunità di abbattere la spesa pubblica, quando oggi avremo bisogno di più spesa pubblica, non di meno, dovrà ricredersi anche su questo punto, in quanto l'articolo 40 della riforma Renzi, disposizioni finali, prevede che tutte le risorse strumentali umane del CNEL saranno riallocate presso la Corte dei Conti, quindi non ci sarà nessuno dei risparmi che dice Renzi per televisione, nemmeno su questo punto. È prevista anche l'abolizione delle province, e a questo punto resta da capire come faranno le aziende a sbrigare importanti pratiche quali autorizzazioni integrate ambientali o autorizzazioni in regime semplificato per il recupero dei rifiuti, che sono tutte pratiche che attualmente vengono gestite a livello provinciale. Pensiamo alla scomodità, alla perdita di tempo e anche di risorse economiche da parte delle aziende se si dovesse andare presso le sedi centrali delle regioni d'ora in poi per sbrigare queste pratiche.
E come abbiamo detto, anche che questo in verità è un falso problema, in quanto soprattutto in tempo di crisi di domanda aggregata, quindi di spesa da parte dei cittadini, ci sarebbe bisogno di più spesa pubblica, quindi di mettere nelle tasche dei cittadini più soldi, non di tagliare ulteriormente le spese. Anche se senatori parlamentari non sono cittadini comuni perché fanno una vita completamente diversa dalla nostra, hanno stipendi molto superiori ai nostri, comunque anche i ricchi non sono da criminalizzare perché anche i ricchi con la loro spesa alimentano l'economia. I ricchi sono quelle persone che comprano delle cose che le persone normali non acquistano. Anche i beni di lusso alla fine sono economia, perché chi li produce comunque genera lavoro, genera occupazione. Pensiamo al settore delle macchine di lusso, al settore delle grandi abitazioni, delle ville, dell'edilizia importante, quindi non è che sia una cosa che non muove l'economia. In tempo di crisi c'è comunque bisogno di più spesa pubblica, non di parlare sempre di tagli. E assolutamente comunque le spese per la politica non sono il problema che oggi abbiamo. Oggi abbiamo bisogno di uno Stato che, indipendentemente dal numero di parlamentari o di senatori di cui si è costituito, metta in essere quelle politiche di spesa a deficit nell'economia reale, possibilmente con moneta sovrana, per rilanciare l'economia. Quindi abbiamo bisogno di uno Stato che spenda per noi il settore privato di più di quello che ci traina quella tassazione, non che abbatta la spesa pubblica. E vediamo adesso alla riforma dell'articolo 117 della Costituzione, dove nonostante il governo dica che questa riforma è importante perché si andrà verso più federalismo, vediamo bene che assolutamente non è così. Questa è una delle tante balle che ci vengono raccontate, in quanto ci sarà un travaso enorme di competenze dalle regioni, dagli enti locali allo Stato centrale, il quale stabilirà la sua competenza esclusiva in una moltitudine di settori, quindi andiamo dal coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario, per poi passare a disposizioni comuni sulla tutela della salute, politiche sociali, sicurezza alimentare, istruzione, la previdenza complementare ed integrativa, la tutela della sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro, commercio con l'estero, addirittura ordinamento sportivo, quindi anche stupidaggini, disposizioni comuni sulle attività culturali e di turismo, rimaniamo sulla stessa linea, l'ordinamento delle professioni e della comunicazione, disposizioni comuni sul governo del territorio, produzione, trasporto, distribuzione nazionali dell'energia, grandi infrastrutture, reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale, porti e aeroporti di interesse nazionale ed internazionale. Quindi, di fatto, gli enti locali, che sono le istituzioni più vicine alle esigenze delle singole comunità, si troveranno con dei poteri praticamente azzerati nel tutelare il proprio territorio, il proprio paesaggio e le esigenze delle singole comunità. Di fatto una multinazionale che vorrà realizzare delle infrastrutture, delle grandi infrastrutture anche non strettamente utili, pensiamo ad esempio anche alla TAV che farà risparmiare non più di mezz'ora nei trasporti via treno dalle Francia all'Italia. Di fatto i grandi interessi privatistici potranno agire direttamente a livello di Stato centrale, magari anche mettendo in essere delle vere e proprie azioni di lobbying, di corruzione, e bypassare i poteri delle regioni, che sono le istituzioni che dovrebbero tutelare il territorio. Da notare inoltre che il travaso di poteri dalle regioni all'ente centrale non è affatto un qualcosa di positivo, in quanto lo Stato centrale è il primo che applica le regole europee che sono alla base della crisi economica, è il primo che impone i vincoli di bilancio che fanno calare la domanda aggregata e hanno portato all'attuale crisi. E il primo che impone anche queste regole agli enti locali, come fra un po' vedremo. L'articolo 120 della Costituzione, anche qui si stabilisce una riforma anche su questo punto,
in quanto si stabilirà che la legge potrà stabilire i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente. Quindi anche qua un richiamo ai vincoli di bilancio, alla spesa in pareggio, quindi alla spesa che di fatto non aggiunge nessun soldo in economia, perché il pareggio di bilancio si ha quando lo Stato o anche gli enti locali spendono per il settore privato tanto quanto tassano. E anche qui abbiamo com'è che si può dire, il pieno ribadire dei vincoli di bilancio che sono stati introdotti in Costituzione ancora con la riforma del governo Monti nel 2012. Vediamo in particolare questo passo dell'articolo 119 in cui si stabilisce che i comuni, città metropolitane e regioni hanno un proprio patrimonio attribuito secondo principi generali, possono però ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio, esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. Questo significa che gli enti locali potranno spendere a deficit solo per investimenti, quindi non per le spese correnti, che sono tutte quelle spese necessarie per il mantenimento dei servizi attuali, quindi stipendi piuttosto che manutenzione edilizia delle scuole e degli ospedali. Qui sarà impossibile investire su questo, si potranno solo fare spese di investimento su nuove opere, e però per il complesso degli enti della regione dovrà essere rispettato l'equilibrio di bilancio, quindi anche qui di nuovo lo Stato che spende per l'economia reale, per il settore privato, tanto quanto tassa, quindi che di fatto non alimenta la domanda aggregata, i redditi che adesso sarebbero necessari per rilanciare l'economia. In conclusione, quindi, la posizione dell'associazione MMT Veneto come dell'associazione MMT Italia è quella di votare un deciso no a questa deforma o schiforma, chiamiamola come vogliamo, del governo Renzi, che di fatto ci toglierà ancora più democrazia, libertà e autonomia nel nome delle sempre maggiori cessioni di sovranità ad enti internazionali fondate sul neoliberismo, che sono soprattutto le istituzioni europee, che sono la prima e determinante causa della grave situazione economica, sociale e politica nella quale oggi ci troviamo, che ci impongono tutti quei vincoli che di fatto fanno sì che lo Stato dreni ricchezza dell'economia reale per concentrarla nelle mani dell'1% della popolazione, costituita dalla grande finanza speculativa internazionale, della quale oggi tutti gli Stati europei dipendono per ogni centesimo di spesa pubblica che fanno. Un sì deciso invece alla difesa dello spirito originario della nostra Costituzione del 1948, che tutela sì la libertà del privato, in armonia però col benessere di tutta la società, nonché tutela la sovranità del popolo italiano, che come dice l'articolo 11 può essere limitata con riferimento ai rapporti pacifici e alla giustizia con le altre nazioni, ma non può mai essere ceduta ad altri. In qualsiasi caso, nel rispetto di norme del diritto internazionale riconosciute in senso generale, quindi non trattati europei o dell'Unione Europea che si riferiscono a una minima parte del nostro pianeta, in quanto la pace e la giustizia tra i popoli dovrebbero essere di valori universali, non qualcosa che si applica alla sola Europa.